Countdown a 0 per la quinta corsa premio Magia del Lupo. Sono in pista gli anziani, una corsa trasformata in invito, non c'è ovviamente Virtual Victory al 6. All'1 Viperina Spin Alessandro Muretti, 2 Unica GSO Roberto Vecchione, 3 Spritz Holz Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata, 4 Toscarella Tommaso Gambino, 5 Twilight Lux Riccardo Pezzatini, 7 Rotocat Nicola Bortolotti. Sotto il 30% la quota della scuderia Viperina Spin Toscarella, entrambe portacolori di Roberto Stancari. Siamo in partenza, non tocca l'ala Spritz Holz. Si parte con Unica GSO che cerca di scavalcare Viperina Spin, ci riesce. Unica GSO al comando, non ha opposto resistenza al suo interno Viperina Spin. E allora Toscarella che deve agire allo scoperto, anzi trova posto in seconda posizione alla corda. Unica GSO in vantaggio nei confronti di Toscarella, terza alla corda è Viperina Spin, poi Rotocat, ancora Twilight Lux. E alla retroguardia Spritz Holz, 14,9 i primi 200 da parte di Unica GSO che può amministrare al comando. Roberto Vecchione leader, Tommaso Gambino che lo segue. Poi Viperina Spin, Rotocat, Twilight Lux, Spritz Holz. 29,9 i 400 metri iniziali, tutto sommato tranquilli, non ha impiegato molto a andare al comando Unica GSO e ora amministra le operazioni a proprio vantaggio, 45,7 per i 600 metri iniziali. Toscarella che al momento resta lì seconda alla corda avanti a Viperina Spin, risale Spritz Holz che obbligherà Toscarella all'anticipo. Saranno 700 metri di match tra Unica GSO e Toscarella. Unica GSO ha fatto 1-1 per la metà gara. Toscarella si sposta all'esterno in anticipo su Spritz Holz. 600 al palo, la curva passata in 15,3. Unica GSO che fa fatica a trottare. Toscarella che la prende allora di infilata sui problemi di meccanica di Unica. È già passata Toscarella. 100 metri per passare e andarsene da Unica GSO, la dritta è là passata in 13,8, Toscarella che fa velocità, Unica GSO che è ancora lì seconda che soffre, all'esterno Spritz Holz lungo la corda c'è Viperina Spin, l'ultima curva fatta in 13,9, retta d'arrivo per Toscarella che se ne va. Toscarella che aveva 2 categorie in mano, vince con Tommaso Gambino, Ettore Vairani al training, i colori di Roberto Stancari per il secondo, Unica GSO si salva da Spritz Holz, 14,1 la dritta arrivo, 28 a chiudere, 41,8 gli ultimi 6, il successo devastante di Toscarella e Tommaso Gambino che la interpreta con precisione. Passa in 100 metri nei confronti di Unica GSO, oggi a dire il vero non bella di andatura, passa e vince senza colpo ferire. Toscarella 1,41 la quota al totalizzatore, Roberto Stancari ai colori. Il successo della figlia di Varenne e They Love Blue.